Turismo in crescita in Veneto nei primi 9 mesi del 2016, più 1,8% di arrivi e più 2,5% di presenze rispetto al 2015. Dalle montagne al litorale, da Venezia ai centri storici della terraferma, quella del turismo rimane la prima azienda in Veneto per fatturato. Delega che la Regione ha tutta l'intenzione di difendere dalle ingerenze del governo, come ha ribadito dalla Laguna il presidente Luca Zaia, intervenendo all'evento promosso per incentivare l'espansione verso i mercati esteri dei nostri operatori. Noi abbiamo dimostrato che gestendo il turismo da soli siamo la prima regione in Italia con 70 milioni di presenze turistiche e 17 miliardi di fatturato. Per cui delle due l'una, se fossero stati più bravi a Roma avrebbero fatto di più, ma non ce l'hanno fatta né col turismo, tantomeno con la sanità. Allo studio una semplificazione del percorso per chi voglia lanciare un'offerta turistica innovativa, oggi ostacolato da vincoli sanitari e burocrazia. Anche in questo il Veneto ribadisce la sua autonomia e intende difenderla in vista del referendum di dicembre. Noi dobbiamo sempre ricordare che se le regioni fino ad ora hanno fatto promozione in maniera autonoma, l'hanno fatta a fronte di una mancanza totale del governo e dello Stato. La Regione Veneto lo ha fatto, credo, molto bene. Se siamo la prima regione a livello nazionale con oltre 65 milioni di presenze, un motivo ci sarà. Onestamente noi siamo un po' preoccupati perché non credo che il governo sia in grado di fare promozione turistica meglio di come lo sta facendo la Regione Veneto. Veneto con potenzialità enormi, non per forza collegate al suo capoluogo. Necessariamente non dobbiamo pensare a Venezia quando parliamo di turismo, perché basterebbe pensare che 32 milioni delle nostre presenze le facciamo sulle spiagge. Basterebbe pensare alle Dolomiti piuttosto che altri percorsi turistici. Diciamo che il turismo da noi è sempre in incremento, anche quest'anno fa quasi un più 2%. Per quanto riguarda invece la partita di Venezia, resto sempre convinto del fatto che si debba garantire la visita a tutti, a tutte le classi sociali, a ricchi e poveri. Però bisogna introdurre l'obbligatorietà della prenotazione della visita, come accade nei musei, perché Venezia è un museo.